Una Nuorese concentrata ha superato con un netto 3-0 il Sora. La sfida, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D, ha visto il verde-azzurro ottenere una meritata vittoria, risultato che mancava dalla sfida interna col Selargius. Una squadra che non ha sofferto più di tanto le assenze di Jadabo e Alessandro Alessandri. Adesso la Nuorese deve continuare con questo spirito da matricola se vuole ottenere qualcosa di importante. La cronaca. I primi minuti sono stati caratterizzati da un predominio territoriale degli ospiti, ma al decimo si vede la Nuorese con Frongia che lancia Gianni, ma l'esterno viene anticipato da Frasca. Immediata la replica dei laziali con Cruz che sfiora la traversa. È l'11°. La Nuorese prova a prendere coraggio e si fa più intraprendente con Capai e Pugedu. La prima grande occasione per la Nuorese arriva al 18°, retropassaggio di De Bruno per Frasca e punizione di seconda in area all'altezza del dischetto. Frongia calcia forte, ma il portiere ospite respinge fortunosamente sulla linea. La Nuorese passa in vantaggio con Gianni su azione di corner. L'esterno in sacca di testa da pochi passi, è il 20°. Il Sora non ci sta e prova a reagire. Al 23° su corner Cataldi manca la deviazione decisiva in aria. La Nuorese ci prova al 27° con Pisano che da fuori incrocia il tiro, ma Frasca controlla. In avvio di ripresa la Nuorese spreca una grande occasione con Pugedu che viene fermato da Frasca in uscita. Il portiere per palla, ma Capai e Manca non ne approfittano. La Nuorese replica con Pugedu al 12°, l'esterno entra in aria su perfetto assist di Capai, ma perde il tempo e viene recuperato da Lombardo. Sul rovesciamento di fronte Sudan si guadagna una punizione, l'attaccante laziale si incarica del tiro che viene respinto con i pugni da De Lipperi. È il 14°. La Nuorese insiste, al 28° ottiene un rigore, Capai parte in contropiede lanciato da Pugedu, l'attaccante viene toccato da Berardi e finisce a terra. Per l'arbitro è rigore che Capai trasforma con un tiro lento ma preciso che beffa Frasca. Il Sora non demorde, si rende pericoloso compagno al 34° che viene fermato al limite da Bono. Nel finale Pugedu viene atterrato in area, l'arbitro fa proseguire ma Alessandri sbaglia da ottima posizione. È il 44°. 2 minuti dopo Bianchi di testa su corner chiude il conto, fissando il risultato finale su un meritato 3-0.